Onore ai caduti! È un fascino, come ho detto prima, particolare, perché qui non è stato fatto, il lavoro è stato fatto grande di mantenimento, però se voi entrate qui non vi sembra di vedere niente, è un bosco come tanti altri. Poi immergendoci nella natura si vedono le steli, si vedono i sentieri, si vede quanto è stato dedicato e quindi forse rispetto ai grandi mausolei ci lascia più commossi, ci lascia più intensamente vivi in quella che è la realtà del nostro passato. Era forse passata inosservata, ma qualcuno ce l'ha fatto notare e ha presentato una documentazione che potevamo dare il benestare per essere qui ricordata assieme alle altre 2403 già collocate. Carraro Giuseppe, secondo reggimento artiglieria montagna, deceduto per causa malattia contratta in guerra nel maggio del 1918. Questo è un luogo della memoria che è tanto caro a tutte le sezioni degli alpini e viene custodito però del gruppo di Cison di Valmarino. È naturale che siano loro che vivono questa realtà tutti i giorni a essere il vero custode, mentre ci avvaliamo della collaborazione di tutti gli alpini delle 4 sezioni trevigiane per il mantenimento, il decoro e quanto serve per migliorare sempre più questo luogo della memoria. Il Bosco delle Penemozze è diventato ormai un punto di riferimento appunto per l'ANA nazionale, ma non solo, anche per tutte le altre associazioni d'Arma che qua con noi vengono a celebrare questo rito, ormai questa cerimonia solenne. Questo è un memoriale che va al di là dei confini della provincia di Treviso. L'albero stesso del ricordo che porta le foglie delle sezioni, siamo ormai ai 2/3 del compimento, è un segno proprio dell'appartenenza e dell'importanza che questo luogo ha assunto. Tant'è vero che abbiamo assunto l'iniziativa a nome anche degli altri 3 presidenti delle sezioni della provincia di Treviso, quelli dell'Unata del Piave, e di concerto con il presidente del comitato del Bosco delle Penemozze di chiedere all'ANA nazionale di rendere solenne questa cerimonia, quello che oggi si celebra il Tomba, proprio perché ogni 5 anni ci sarà la presenza dell'Abaro nazionale e del Presidente nazionale e quindi ecco è il massimo che possiamo offrire come alpinità. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi e in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni, ai nostri gruppi, così sia.